Good morning. Allora, è arrivato il momento di cucinare. Magari già fa. Boh, boh. Vabbè che pasta. Facciamo una pasta. C'è il palo? Questa stacca. Ricotto 0211 gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre. Oh, so. Ok, questo non so se è scaduto quello che andava a vedere. Guarda che sta a 3 giorni. Andiamo a vedere. Guarda che funghi. Scadenza non si costa. Ah, beh, scadenza non fa niente, perché quando sono diventato giallo non so buono. Ah, boh, mi piace. Prosciutto. Fumetto. Adesso prosciutto. E poi prezzemolo ci sta. Con marò. Mentre ci stanno pochi vino bianco. Pochi vino ci sta. Ok. Vino ci sta. Sto cercando. Allora facciamo soffriggere un po' di prosciutto. Allora facciamo soffriggere un po' di prosciutto. Poi ci facciamo questi che ci mettiamo il vino insieme al prezzemolo. Quindi facciamo questo e questo. Poi schiattiamo pure la panna. Ci schiattiamo la panna. Poi ci schiattiamo il sugo in la panna e poi ci schiattiamo la ricotta e la mozzarella. Cioè di mano a marina ci viene proprio la diarrea proprio. Ma là. Proviamo. Allora facciamo le pennette alla le pennette alla boh. Mo vediamo un po'. Tanto a casa da fatto cose non sa dettare, quindi in un modo o un altro deve uscire un piatto. Quindi facciamo pennette alla boh. Alla boh e alla boh. Vediamo un po' che cosa la mia mente malata, che cosa fa uscire. A più tardi. Allora ragazzi, prendiamo una padella, ci schiattiamo l'uogliainte. Schiattiamo l'uogliainte. Ok, scendiamo. Guardate com'è bello pulito, con un bito cazzo. Ma come si sporca la volta? Che la cucina è fatta per sporcarsi, perché altrimenti se non ti sporca significa che non cucinate. Allora ci schiattiamo. Proprio mo. Ci schiattiamo la cipolletta e il prosciutto. Facciamo fare un minutino e poi ci schiattiamo i funghi. Facciamo fare appena la cipolletta.
proprio giusto un secondo. Allora, quindi ci schiacciamo a schiattare qui, ma ci schiattiamo pure questo qua. Mi fa proprio giusto un minutino, ma proprio giusto. Abbassiamo la fiamma. Ma proprio un minutino, capite cosa significa un minutino? E ora ci schiattiamo i funghi, facciamo appassire e poi mettiamo il vino bianco. Noi ci schiattiamo pure questi qua, vedo già giallo qua. Ah, facciamo tutto coso. Intanto che lo modello non va. Quindi facciamo cuocere tanto bello e facciamo passare e ci schiattiamo vino, il prezzemolo, il suolo, il pepe e poi dopo ci schiattiamo che dobbiamo mettere? Poi ci schiattiamo la panna e il sugo. Controlliamo subito, andiamo a controllare se la mozzarella è buona. Voilà, facito la passina. La mozzarella è buona, cioè è buona nel senso che è stata testata che non è acida, è buona. Però come qualità, logicamente parliamo di una mozzarella francese, non che possiamo aspettarci chissà che cosa. Voilà. Allora ho messo un po' di sale, un po' di pepe per far perdere prima l'acqua di vegetazione. Poi ci schiattiamo il prezzemolo, mai assolutamente tagliato, mai tagliato con il coltello, rigorosamente fatto a mano. Vedete, si stanno appassendo. Una volta che sono tutti molli, allora ci schiattiamo il vino dentro e facciamo cuocere con il vino. Adesso mettiamo un po' di petrusino, voilà, voilà, guardate come sono bello, guardate. Qua i champignon devono ancora tutti appassire. Voilà, e quindi facciamo appassire un altro po', che pure i champignon fanno appassire, e ci schiattiamo una bella quantità di vino. Andiamo dentro che c'era dello champagne aperto. No, tanto ci mettiamo bianco. Voilà, e quindi continuiamo la cottura nel vino bianco fino a quando non si asciuga. E dopodiché, quando si è asciugato, andiamo a mettere
la crème fraîche, quindi la panna, e anche una passata di pomodoro, ed andiamo a cuocere a fuoco molto basso per una decina di minuti. Logicamente a fine cottura assaggiamo per vedere com'è di sale. Poi prendiamo una piccola quantità, che è bella calda, bollente, di sughetto, e la mischiamo insieme a... insieme a che cosa? Insieme alla ricotta. Non guaglio. Ah boh, questo sicuramente escono buono, sicuro, proprio 100%, ma hanno morire tutti gli amici miei, Facebook, sempre recovered, hanno morire, mamma, che stanno facendo video. Allora, adesso ci ho messo un altro po' di prezzemolo ed è arrivato a punto. Ho gustato anche di sale, diciamo che ce ne vorrebbe un po', voglio aspettare che il sugo finisce per... Abbiamo messo quindi la panna e adesso mettiamo la passatina di pomodoro. Facciamo cuocere per altri 10 minuti. Voilà, abbiamo aggiunto anche il pomodoro. La salsa rosa che si fa in gli scampi. Voilà, abbiamo abbassato totalmente la fiamma. Facciamo cuocere per 10 minuti. Intanto poi comunque la cottura dopo andrà anche in forno 5-6 minuti, quindi va bene così. Possiamo aggiungere anche un altro po' di prezzemolo, ce lo aggiungiamo, lo facciamo a pezzettini. Buono. È asciutto proprio la salsa rosa. Ma di me è nata manera pennette alla salsa rosa e funghi. Però boh è meglio, chiamiamolo boh. Voilà. Allora ragazzi, una cosa che vi voglio dire, per evitare tutte queste plastiche che andate a buttare, riutilizzatele. Queste qui io per esempio le utilizzo per miscelare gessi, pitture, a prescindere dal fatto che costano un sacco di soldi se le vuoi comprare, però vedete, me le conservo sempre, le uso fino a quando proprio non si sono proprio rovinate, così evitate, adesso faccio quando ce ne stanno qua, nel sacco là è tutto pieno, così evitate nell'ambiente che già fa schifo. Tutto questo qua. Io utilizzo sempre tutto per miscelare le pitture, le cose che mi servono per fare le mie sculture. Voilà. Queste sono le ultime nate. Volete andare sul Artmeyer. Sta prendendo la batteria. Andate su Artmeyer se volete vedere come si realizzano queste cose qua, che potete realizzare tutti anche voi, perché no, su Artmeyer, sul Bricolage della Vita. Sì, andate a vedere come si realizzano proprio nei minimi dettagli, nei particolari. Adesso sto realizzando le scatole di protezione, perché ovviamente quando le andrò a esporre non so dove metterle, quindi le posso mettere sulla scatola, ma non solo, la scatola fa anche da protezione al pezzo, quindi posso mettere anche una sopra l'altra in casa, perché giù al garage non le metterò nemmeno mai con tutti quei topi lì. E quindi io utilizzo per fare queste cose qua. Ragazzi, ho messo la ricotta, adesso prendiamo un po' di sughetto e misceliamo alla ricotta. Un po' di sughetto lo misceliamo alla ricotta, prendendo tutto il sale.
L'acqua bolle. Così si scioglie la ricotta. Facciamo sciogliere. Adesso che abbiamo sciolto quindi la nostra ricotta, possiamo mettere la pasta non so, quello che volete voi. Comunque io metterò le penne perché i tortiglioni mi sono un po' stancato perché sto mangiando tortiglioni da un bel po' di tempo e quindi metto le penne. Non so, fate voi. Ne ho messo penso che sia un mezzo chilo di penne, non so. Qua continuiamo la cottura sempre a fuoco basso. È proprio buona, faccio do cazzo. Allora la pasta la buttiamo molto a dente, che mancano ben 5 minuti di cottura. Andremo a fare un paio di minuti di cottura nel sughetto, quindi lo spostiamo qua, quindi andiamo a fare un paio di minuti di cottura nel sughetto, poi faremo i restanti, facciamo 5 minuti di cottura nel forno, giusto per far sciogliere la prova, la mozzarella accompagnata. No, pennette cocktail. No, pennette buone. Mai ho messo il nome, così voglio dire. Facciamo fare questi 3 minuti di cottura per fare assorbire bene il sugo alla pasta. Allora, abbiamo messo un po' di pecorino, molto netto, no? Allora, adesso mettiamo una prima fase di pasta, poi andremo a mettere la ricotta con un po' di mozzarella e della scamorza fumetto. Potete mettere anche delle polpettine, non lo so se avete fatto qualcosa. Allora, la ricotta, ok, adesso ci mettiamo un po' che cosa qua, brodo, poi ci schiattiamo un po' che mozzarella. Prima voglio gustare un'altra volta perché boh, non lo so, ma vado buono, venga a fare, mettiamo, dando c'è fatto sta roba, voilà, quindi un po' di prezzemolo, un po' di pepe e rimettiamo sopra l'altro resto del adesso un po' di parmigiano sopra, la scamorza, qualche fogliolina di basilico che va a profumare tutto, un po' di parmigiano reggiano, e voilà. Allora ragazzi, 5 minuti a forno grill, ok, quindi a 240, quindi 5 minuti, non di più, in giusto il tempo che si scioglie tutto. Allora ragazzi, quando ho incominciato a sentire la casa per il profumo praticamente da tutte le parti, significa che è tutto pronto, potete spegnere, lasciate riposare giusto 2 minuti e poi portate in tavola e sbranate. Pennette alla bo. Allora ragazzi, a tra poco per l'assaggio, vediamo se in realtà sono venute come sono, perché sono bellissime. Au moins 10 ans, en disant ce ne sera plus forcément des attentats planifiés, organisés
comme ceux qui ont frappé Charlie Hebdo et le Bataclan, mais c'est aussi des attaques plus singulières, comme celle-ci, plus individualisées, auxquelles il faut se préparer, auxquelles il faut rester préparé. Je pense par rapport à la question de l'opinion, il ne faut pas perdre de vue que parce qu'on est dans une situation a priori plus apaisée, la menace, elle est là et elle est là pour longtemps. Et on a la question politique que les responsables politiques, quels qu'ils soient, ils ont cette responsabilité, et leur responsabilité, elle est considérable, elle va durer encore longtemps. Je pense que les Français depuis 2015 ont développé ce qu'on appelle une résilience aux attentats, c'est-à-dire que globalement, on sait qu'on vit dans une période, les Français sont de plus en plus vigilants, n'hésitent pas à signaler des colis suspects, n'hésitent pas à signaler des comportements plutôt louches du voisin, etc. La citoyen dans l'opinion publique, il faut agir de ce point de vue pour permettre quoi? De séparer l'islam de sa radicalisation. Parce que si dans le raisonnement, regardez les réseaux sociaux hier, depuis la saisine en fait du parquet antiterroriste vendredi, hier on mélange allègrement l'islam.